Allora, torniamo un po' a noi e parliamo adesso del discorso anche previdenziale che era strettamente connesso, perché il discorso della previdenza è stato più volte sottolineato da voi sindacati a livello unitario, a parte quelli che sono già pensionati, che hanno i loro problemi perché pensioni, abbiamo visto che i dati delle pensioni sono veramente ridicoli, ne parliamo anche più volte di questo, c'è il problema di chi un domani, adesso è lavoratore, auspica di poter andare in pensione. Oltre agli esodati non risolti, questi blocchi continui, ci sono tutta una massa di lavoratori che presto andrà in pensione, con prospettive però non certo rosee. Certo, sì, si è aperto questo confronto con il governo, anche frutto della nostra iniziativa, della nostra mobilitazione che nel corso dei mesi precedenti abbiamo messo in campo, a partire da una piattaforma anche questa unitaria che ha alcune finalità strategiche, ha un carattere di dare risposte intergenerazionali e che si legano insieme. Intergenerazionali perché richiediamo sostanzialmente un meccanismo di flessibilità in uscita che consenta a molti lavoratori che hanno acquisito tanti anni di contributi, tanti anni di lavoro, di poter uscire anticipatamente rispetto a quanto definito dalla Fornero, senza penalizzazioni che però che lo rendano impossibile perché, o tutto a carico dei lavoratori, perché altrimenti non porterebbe al risultato e sarebbe una cosa iniqua. E da questo punto di vista la proposta dell'app, e dopo casomai entriamo più in dettaglio, è una proposta che riteniamo non adeguata e non positiva, anzi una proposta che introdurrebbe elementi di finanziarizzazione anche dentro il sistema previdenziale pubblico, per cui pericolosa anche dal punto di vista dello strumento, del metodo. Poi chiediamo di intervenire sui meccanismi di calcolo della pensione per chi ha per tutto il mondo dei giovani, ma non solo dei giovani, che ha una vita lavorativa molto frammentata e molto frastagliata, per cui che ha periodi di lavoro molto discontinui. Se non si interviene dal punto di vista del calcolo della contribuzione nei periodi di vuoto e nel valore del calcolo contributivo dei periodi di lavoro che fanno, è una fascia, è una generazione che quando arriverà all'età vicina alla pensione rischia di non maturare un livello di pensione adeguato e dignitoso. Ecco, noi pensiamo che non possa la politica, i livelli istituzionali, le forze sociali non possono non porsi questo problema e non intervenire scaricando sulle future generazioni una situazione ingestibile e intollerabile. Un attimo solo, che il terzo punto, tienilo presente un attimo che leggo questo messaggio. È possibile che ancora oggi non vengano indicizzati i salari e gli stipendi e pensioni con il costo della vita? Siamo quindi infatti tornati indietro. Pensate che il mio stipendio è fermo da 10 anni, fate voi un ragionamento, benedetta contingenza. Sì, è un richiamo alla contingenza su cui c'erano valutazioni molto diverse sugli effetti, sulla positività, sulla negatività, ma che di sicuro era uno strumento che adeguava in modo certo e in modo automatico il valore degli stipendi. Per le pensioni c'era un altro strumento che era quello della rivalutazione annua ed erano elementi importanti. L'automatismo allora era stato criticato perché produceva in una situazione di forte inflazione un rischio di inflazione e di conseguenza il rischio che apparentemente c'era una tutela e sostanzialmente invece c'era una perdita nel potere d'acquisto. Adesso, senza entrare nei tecnicismi, comunque la richiesta che viene fatta è una richiesta nella sostanza giusta e che per noi passerebbe dal rinnovo dei contratti con un riconoscimento di incremento salariale al di là delle soglie di inflazione di quel momento, ma riconoscendo il valore della produzione, degli incrementi di produttività complessivi e generali che generano in un determinato settore, e per quanto riguarda i pensionati con un meccanismo da reintrodurre e con valore per tutti di rivalutazione delle pensioni adeguato, insomma, perché da anni purtroppo è bloccato anche quel livello. Torno un attimo, stavo completando che la terza parte riguarda proprio i pensionati e appunto il ripristino di un meccanismo di rivalutazione delle pensioni che per la fascia medio-bassa da parecchi anni è bloccata. Per cui tre risposte a generazioni diverse che si tengono insieme, che sono indispensabili se si vuole mantenere anche il carattere pubblico del sistema previdenziale.
Se si vuole mantenere. Se si vuole mantenere il carattere pubblico, perché non dimentichiamoci che il sistema previdenziale pubblico è un sistema a ripartizione, cioè le pensioni di chi è in pensione adesso vengono pagate coi contributi, coi versamenti dei lavoratori attualmente in servizio. Esatto. Per cui insomma, se non c'è un innalzamento del monte salari, del livello dei salari, cala anche la retribuzione. Se c'è una precarietà intollerabile per cui uno lavora 3 mesi e dopo sta a casa altri 6, è chiaro che cala il monte contributivo e va a rischio anche la stessa erogazione della prestazione, senza voler fare allarmismi, insomma, no, della prestazione previdenziale, oltre al fatto che non si muovono comunque i consumi, di chi è già in pensione adesso. Per cui anche qua un'impostazione di carattere inclusivo, di carattere universale. Il confronto si è aperto, è positivo perché da anni non c'era un confronto con le parti sociali sul tema previdenziale. Noi pensiamo e auspichiamo che possa tradursi in risultati positivi. La valutazione la faremo quando il confronto sarà compiuto, insomma, perché dovranno esserci delle risposte che complessivamente guardano ai 3 aspetti che ho indicato e dovranno esserci delle risposte sostanziali, non solamente qualche piccolo intervento. Per noi la legge Fornero, la riforma Fornero, come ha delineato il sistema previdenziale, va profondamente cambiato. Da questo punto di vista, sul merito il confronto non è iniziato molto positivamente, perché le dichiarazioni del governo sono state quelle che la riforma Fornero non si tocca. Questo ci fa pensare che non ci sia una volontà di cambiamento sostanziale come noi richiediamo. Comunque il confronto sta andando avanti, le organizzazioni sindacali a livello nazionale, CGIL e CISL, faremo una valutazione complessiva e sulla base degli esiti di quel confronto valuteremo se c'è la condizione per una valutazione soddisfacente o, allo stato attuale, se dovesse permanere questa condizione, se dovesse esserci invece la necessità di mettere in campo ulteriori iniziative e mobilitazioni per raggiungere i risultati che ci siamo posti con la piattaforma. Insomma, questo è un tema molto sentito da chi rappresentiamo, giustamente, perché ci sono pensiamo anche a quanto sarebbe importante un intervento vero di anticipo della possibilità di andare in pensione rispetto ai tempi dettati dalla Fornero, anche dal punto di vista di creare uno sbocco occupazionale per i più giovani, perché certo c'è una situazione di crisi, c'è una situazione di contenimento delle attività produttive, ma c'è anche, in questi anni c'è stato anche e soprattutto una difficoltà al turnover generazionale per effetto proprio della Fornero, insomma. Tanti giovani avrebbero potuto entrare nel mondo del lavoro, siamo ancora fermi. E invece siamo ancora fermi e bloccati. E bloccati tranquillamente proprio. Tranquillamente no, ma comunque. No, ma comunque proprio per dare un attimo di chiarezza, secondo voi è una presa in giro il fatto che sia aperti questi tavoli di trattativa o si potrà arrivare a qualche cosa? Voi avete in mente comunque dopo, qualora non si arrivasse dopo un tot di tempo, di intervenire pesantemente? Perché alla fin fine le persone dicono sì, bisogna però ottenere qualcosa, perché tante parole le sentiamo quotidianamente, proclami, e non ne possiamo neanche più, però poi si vogliono i fatti concreti, no? Perché alla fine, come dire, abbassiamo le tasse, poi il sentito dei cittadini è che le tasse non siano state abbassate, chissà come mai, però di fatto. Sì, noi pensiamo e stiamo richiedendo che sia ora di finirla con la politica degli annunci, insomma, no? Per cui si fa un confronto ma non segue né una disponibilità ad accogliere sostanzialmente quanto noi come rappresentanti del mondo del lavoro stiamo proponendo, né di quante risorse il livello politico-istituzionale mette a disposizione, perché si resta ai titoli. Se non si quantificano le risorse che si intendono spendere per un determinato risultato o un altro, è chiaro che allora sì, è positivo il confronto, ma non può portare a dei risultati sostanziali. La valutazione, l'ho detto prima, lo ripeto, insomma, la valutazione sarà una valutazione unitaria rispetto
a un confronto quindi con sarà un autunno caldino se non succede niente con la piattaforma. Se non c'è niente di sostanziale, se non c'è niente di concreto, come CGIL noi pensiamo che di sicuro la partita non può finire lì e che dovremo mettere in campo iniziative e mobilitazioni per far cambiare idea al governo, per stanziare delle risorse necessarie a fare degli interventi. E anche qua ancora una volta soprattutto non accettiamo, oltre alla politica degli annunci, anche la propaganda un po' mistificante, no? Per esempio questa proposta sull'APE è stata presentata e rappresentata come... Spieghiamolo un attimo in 2 parole, magari È la proposta del governo che prevede che la possibilità di un anticipo rispetto all'età pensionabile definita dalla Fornero fino a 3 anni, dopo non è ancora chiaro il quadro preciso di chi avrebbe diritto, della platea beneficiaria e via dicendo, però sostanzialmente avverrebbe con un mutuo che il lavoratore interessato dovrebbe accendere con il sistema bancario. Un mutuo a tutti gli effetti, peraltro. Un mutuo a tutti gli effetti che dopo, nel corso dei 20 anni successivi, dovrebbe a rate mensilità per mensilità pagare e restituire alla banca. Ecco, questa proposta è stata rappresentata come una proposta di uno strumento di anticipo della pensione senza penalizzazione per i lavoratori, perché formalmente non va a ridurre la prestazione previdenziale che viene erogata. Peccato che per poterla utilizzare andando in pensione 2 o 3 anni prima uno deve fare un mutuo che dura 20 anni, insomma, per cui ecco, questo è un altro degli elementi. Infatti, le cose vanno dette nella loro realtà. Quindi prendi anche meno di pensione, insomma, sostanzialmente. Certo. Quindi questo non viene se detto. Se tutti i mesi devo restituire la rata di mutuo, chiaramente può convenire a chi ha una pensione adeguata, bella corposa, però a questo punto molte volte rivestono dei ruoli che non sono lavori particolarmente faticosi o è l'esatto opposto delle priorità che servono, perché invece le priorità di intervento dovrebbero servire soprattutto ai lavoratori precoci, cioè quelli che hanno iniziato da tantissimo tempo, fin da giovani, a lavorare, oppure a quelli che prestano attività usuranti, che peraltro è una platea che va ridefinita e ampliata, perché quella che è definita oggi è estremamente limitata e non sufficiente a cogliere tutte le trasformazioni che ci sono state nel mondo del lavoro e tutte le condizioni veramente di lavoro usurante che rendono impossibile pensare che vengano svolte all'età di 67-70 anni, insomma, no? Sembra un gatto che si morde la coda praticamente. Allora, c'è un altro capitolo molto interessante, vediamo se riusciamo intanto a iniziare ad affrontarlo, poi abbiamo la pubblicità, lo concludiamo dopo, che è quello relativo alla nostra regione, in modo particolare la riforma sociosanitaria, che è sempre in atto, è sempre in movimento. Si era parlato di azienda zero, chi era contrario, la riduzione e accorpamento delle varie USL, allora la paura che non ci sia un presidio territoriale vicino al cittadino. Il costo elevato comunque dei ticket sanitari, che sono una piaga desolante per molti, perché poi chi non ha un reddito adeguato li deve comunque pagare, al di là di tutto, se vuole delle prestazioni mediche, e il fatto che la medicina di base doveva essere una medicina che H24 sul territorio, eccetera, vicino ai cittadini, ancora non è stata attuata, no? Certo. Ci sono tanti elementi che non sono chiari, non sono definiti, sono in corso di trattativa. Che cosa sta succedendo per quel che vi riguarda? Perché poi siete stati interpellati anche voi come sindacato, no? Ma adesso, per quanto riguarda la famosa azienda zero, per cui il sistema di governance delle politiche sociosanitarie nella nostra regione, è in pieno corso il dibattito in Consiglio regionale. Ancora in corso. L'opposizione ha richiesto una procedura che poteva spendere di non contingentamento dei tempi della discussione, per cui probabilmente è una discussione che si protrarrà ancora per un po' di tempo. Sarebbe stata l'azienda zero un'azienda che doveva gestire tutta la parte economico-finanziaria, organizzativa della sanità, giusto, a livello regionale veneto? Sì. Molte funzioni vengono attribuite a questa azienda zero. Peraltro il testo della proposta di legge rispetto alla versione iniziale è cambiato, anche rispetto all'attribuzione di funzioni che viene assegnata a questa azienda e alla caratterizzazione che ha. Io esprimo le posizioni sindacali che abbiamo espresso e che ribadiamo.
per noi tutta una serie di funzioni anche positive di accentramento, dalla centrale degli acquisti a un punto di committenza unico, all'accentramento di alcune funzioni sulle vertenze legali, può essere positivo che siano aggregate a livello regionale, ma per quanto ci riguarda non c'era bisogno di creare un'altra azienda che rischia di essere un altro doppione, un'altra sovrapposizione. La Regione ha già nelle sue strutture l'area sanità e sociale, casomai si poteva rafforzare e incrementare le sue funzioni. Nel momento in cui la Regione Veneto ha deciso di presentare questa proposta di legge e essendo presentata alla maggioranza probabilmente verrà anche approvata, noi abbiamo chiesto che vengano ridefiniti in modo preciso e in modo certo l'equilibrio tra i poteri, per cui che alcuni poteri che nella versione iniziale venivano assegnati a questa azienda venissero ritornati in capo invece al Consiglio regionale e alla Giunta regionale, e per cui che questa azienda abbia delle funzioni operative e gestionali ma non decisionali e non politiche e non di programmazione delle politiche sociosanitarie. Tutto quello che nella discussione in corso in Consiglio regionale vada a rafforzare ulteriormente questa distinzione dei poteri e questa chiarezza nei ruoli, per noi è positivo, insomma, se si rafforzano questi elementi. Però fin dall'inizio noi abbiamo detto che il problema centrale delle politiche sociosanitarie in Veneto è un altro, è quello di dare piena attuazione agli obiettivi strategici che erano stati definiti dal piano sociosanitario regionale 2012-2016, che per la gran parte non è ancora attuato e che riguarda soprattutto l'insieme delle strutture territoriali, cioè la costruzione di una filiera, di una rete di filiera assistenziale che dia continuità assistenziale, dove dentro ci sono le medicine di gruppo integrate, certo, gli ospedali di comunità, le aggregazioni funzionali territoriali, un ruolo diverso delle IPAP che possono diventare dei centri servizi nel territorio. La garanzia che nel territorio ci sia una rete che prende in carico il paziente e l'utente e lo possa gestire non mettendo la singola famiglia o la singola persona malata in una condizione che non sa dove arrivare. Ecco, di queste cose qualcosa è stato fatto, in una provincia sì, un'altra no, ma da nessuna parte è stata costruita l'intera filiera, anche perché non sono state destinate le risorse sufficienti per implementare queste strutture. Si è partiti dalla razionalizzazione e riduzione dei posti di letto negli ospedali, però poi non si è provveduto però non si è fatto contestualmente e contemporaneamente. Poi c'è la cosa che richiamava lei, e cioè una condizione generale di difficoltà di accesso alle cure, ed è un problema che riguarda anche la nostra regione, creando anche situazioni paradossali, perché il combinato disposto fra ticket e super ticket, che poi c'è il rimpallo di responsabilità, certo, fra regione e governo, ma alla gente interessa poco, insomma, no? Rende in certi casi per determinate prestazioni talmente oneroso la compartecipazione alla spesa che viene richiesta attraverso i ticket, che molte persone non si curano più, oppure se insieme mettiamo i tempi lunghi d'attesa che stanno progressivamente caratterizzando l'offerta della struttura pubblica, creare la situazione paradossale per cui sia più conveniente e più veloce rivolgersi alle strutture private che peraltro vengono sostenute finanziariamente con fondi pubblici. E allora lascia per un altro punto esclamativo, punto di domanda. Pubblicità, poi torniamo insieme.